Buongiorno, ben ritrovati il lunedì 6 novembre. Come avete visto abbiamo iniziato prima questa nostra edizione perché alle 11 seguiremo in diretta il funerale di Don Davide Schiavone, il direttore della Caritas, morto all'improvviso il 1 novembre mentre stava dormendo. A trovarlo privo di vita Don Adelino. E oggi tutta la città si stringerà attorno ai familiari di Don Davide e alla curia di Treviso. I funerali saranno celebrati al Duomo, dove per noi fra poco ci collegheremo in diretta con il nostro Lucio Zanato, ma un altro lutto purtroppo nella diocesi di Treviso, perché ieri a mezzogiorno è venuto a mancare il vescovo emerito di Treviso, Monsignor Paolo Magnani. Un altro lutto per la diocesi di Treviso. Si è spento a 96 anni Monsignor Paolo Magnani, vescovo emerito della città. A darne notizia alla diocesi è il vescovo Michele Tomasi, che proprio ieri l'aveva incontrato in una breve visita nella canonica di Sant'Agnese, dove viveva. Originario della provincia di Pavia, ordinato sacerdote nel 51, eletto vescovo nel 77, Monsignor Magnani arrivò a Treviso nell'89 e guidò la diocesi per 15 anni. Giunse nella Marca preceduto dalla definizione di vescovo ambientalista e sorridendo così si espresse con delle parole quanto mai attuali in una delle sue prime interviste ad Antenna 3. Mi sento un vescovo soprattutto ambientalista, così come qualifica prevalente la ritengo eccessiva. Indubbiamente mi sono occupato sotto il profilo pastorale dei problemi dell'ambiente, perché ritengo che nel problema dell'ambiente confluiscono i problemi della qualità della vita umana e del rispetto della vita umana, quindi l'ambiente è considerato non come una forma di idolatria della natura, ma considerato come l'habitat entro il quale una persona deve crescere, deve maturare meglio. Negli ultimi 20 anni Monsignor Magnani ha vissuto una vita di preghiera, di relazioni, di studio, partecipando agli avvenimenti della diocesi e alle celebrazioni più importanti. Uomo saggio, pastore illuminato, lo ricorda il sindaco Conte, porgendo le condoglianze alla famiglia. Cordoglio anche dal presidente della regione Zaia. Lo ricorderò sempre con affetto e riconoscenza, scrive, per il confronto che ha sempre mantenuto con i suoi fedeli, ma soprattutto per l'energia con la quale a quasi 97 anni ha continuato a vivere i momenti della sua parrocchia, sempre in mezzo alla sua gente. La data dei funerali non è ancora stata fissata. E davvero fra poco alle 11 funerali invece di Don Davide Schiavone, direttore della Caritas. Io vedo già sul nostro schermo il nostro Lucio Zanato dal Duomo di Treviso. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. È il giorno dell'addio per Don Davide Schiavone, è il giorno dell'addio per questo sacerdote che ha dato tutta la sua vita per gli altri. Questo è il commento degli altri sacerdoti quando noi chiediamo chi era Don Davide Schiavone. Ma chi era Don Davide Schiavone? Era un sacerdote originario di San Donà, lui è nato nel 1969 e ha abbracciato la fede religiosa praticamente da subito. E subito si è dedicato sostanzialmente agli ultimi. Chiaramente all'inizio, quando è stato ordinato sacerdote nel 95, ha iniziato la sua attività come cappellano a Martellago, poi a Nervesa della Battaglia, poi a Bavaria e poi parroco a Levada e Torreselle Piombino d'Ese, dove tra l'altro noi l'abbiamo conosciuto quando iniziavamo a fare le celebrazioni in diretta delle Sante Messe nelle nostre parrocchie. Poi nel 2008 arriva la Caritas e lì inizia il suo vero e proprio lavoro, la sua vera e propria missione. Perché? Perché la Caritas, voi lo sapete, essere direttore della Caritas è forse probabilmente una delle situazioni più difficili per quanto riguarda l'attività, soprattutto poi in questi anni, in questo tempo in cui come dire, è difficile riuscire ad essere vicino agli ultimi, e Don Davide era vicino agli ultimi, tanto è vero che ha messo in atto tutta una serie di iniziative. Mi viene in mente Rifugiato a casa mia, proprio dedicato ai migranti che non trovavano una soluzione, ma poi si era anche attivato per dare un sostegno durante la crisi economica alle famiglie assolutamente più e maggiormente in difficoltà. Lui era una persona che abbracciava tutti. Io ricordo personalmente quando ha accolto il vescovo Monsignor Tomasi, quando è entrato nella diocesi, e l'ha accolto proprio nella Casa della Carità, la Caritas, e la prima cosa che gli ha detto: Eccellenza, le ho fatto un altro paio di chiavi,
perché possa venire qui quando vuole a vedere questa Casa della Carità. È una parte che mi ha colpito veramente tanto, perché d'altra parte il vescovo non lo conosceva nemmeno, sì, ne aveva sentito parlare, e la prima cosa che gli ha dato sono state proprio le chiavi della Casa della Carità, della Caritas. E poi bisogna dire una cosa, bisogna dire che, Don Davide non faceva distinzione per ognuno, seguiva tutti e anche di qualunque fede. E allora per questo noi la prima testimonianza la vogliamo raccogliere da Amadou. Buongiorno Amadou. Buongiorno. Allora, tu sei di fede musulmana, giusto? Sì, ecco, sì. giusto per dire che Don Davide accoglieva tutti, dava una mano a tutti, era servitore di tutti. Il tuo ricordo di Don Davide? Don Davide è mio fratello. Abbiamo fatto tanti anni insieme, collaboratore prima, poi dopo abbiamo fatto un progetto in Mali dove adesso studiano quasi mille ragazzi, una zona che non c'era niente. Tra l'altro doveva venire in Mali. Per dirvi, lui doveva venire il 20 di questo mese per vedere come sta andando la scuola e tutti i progetti che sono lì. Ecco, il tuo ricordo del primo giorno quando hai incontrato Don Davide, dove eri, cosa stavi facendo, cosa stavi cercando? Allora, io quando sono arrivato nel lontano 1988, poi dopo con una borsa di studio per studiare all'università a Viterbo, poi dopo un anno c'è stato un colpo di stato e sono stato trovato senza borsa di studio, senza un punto di riferimento, mi sono trasferito nel Veneto perché c'era il lavoro e noi ci siamo conosciuti, faceva anche lui volontario, no? Alla festa di Giavera, ci siamo trovati lì tutti e due come volontario e così è nato l'amicizia. Poi dopo mi ha dato un lavoro in Caritas, facevo un operatore della Caritas. Poi quando ho espresso il desiderio di tornare a casa abbiamo fatto questo progetto per aiutare chi è rimasto dietro, quindi abbiamo fatto questa scuola insieme ed ecco che oggi come oggi ci sono un migliaio di ragazzi che studiano e contribuiranno allo sviluppo del mio paese. Questa scuola la dedicherai a Don Davide? Ma sicuramente la scuola è sua, è sua. E cosa racconterai ai bambini? I ragazzi già lo sanno perché lui doveva venire il 20, quindi stavamo cercando di organizzarsi per accoglierlo. Il martedì io ho avuto un incontro con lo staff della scuola, con i ragazzi per dire guardate che il fondatore, l'ideatore della scuola arriva il 20 e poi il giorno dopo è arrivata questa brutta notizia. E tu sei corso qui per dargli l'ultimo saluto. Sì, certo, io non potevo mancare. Grazie Amadou, grazie. Vedete che c'è molta emozione quando si parla di Don Davide e si parla di Don Davide in tutti gli elementi. Ecco, con lei invece vogliamo parlare di un altro aspetto di Don Davide, sempre legato alla Caritas, sempre legato al rapporto con gli altri. Mi trovo sempre, adesso in questo momento è veramente un momento difficile, il mio italiano anche non mi viene bene perché sono commosso molto. La sua storia? Ci abbiamo conosciuto 7 anni fa, abbiamo fatto un sacco di visite a Treviso e una ragazza che ha fatto volontaria in Serbia ci ha fatto questo legame. E da lì nasce un sacco di idee, un sacco di tempo con le idee innovative e soprattutto abbiamo lavorato molto con i disagi psichici, con la gente che aveva disturbi mentali, ma Don Davide ci univa nelle cose, che aveva un approccio per il prossimo e quello che mi colpiva molto, che vedeva solo bene nelle persone. I miei figli lo chiamavano buona anima, Don Davide buona anima, è un'anima che adesso è in cieli e spero che non ci dimentica lui, come che noi non ci dimentichiamo lui. E anche la nostra diocesi oggi celebra insieme il ricordo per lui. Ecco, ricordiamo la sua diocesi? Diocesi di Belgrado. Io vengo dalla Caritas Valjevo e questo ponte, come diceva Don Davide, che abbiamo costruito
spero che continua a avere questo rapporto perché Don Davide ci ha lasciato una eredità impegnativa. E qual è questa eredità impegnativa? E questo è continuare quel spirito che aveva lui e non fermarsi, non avere paura, non avere timori, perché c'è la speranza per tutti. È quello dove lui ha dato la sua vita, per il prossimo, per ultimo, per tutti, per creare veramente un mondo migliore. È quello che mi colpiva e che tutto il mio ufficio piangeva quando abbiamo saputo, a tutti i santi che ci ha lasciato, ma rimane sempre con noi e lo vediamo sempre intorno a noi. Senta, ma è un abbraccio che riguarda tutti, al di là dei conflitti, al di là delle differenze. Voi nei Balcani avete affrontato un periodo molto difficile. Come lo interpretava lui? Lui trovava sempre la chiave di avvicinarsi, di creare i ponti, come dicevo. Lui dai conflitti faceva quello che umanamente non è possibile, come un sacerdote, come una persona piena di anima. Ci avvicinava e diceva c'è sempre possibilità per dialogo anche, che avvicinarsi e conoscersi, perché la ricchezza umana è questo, scambiare le nostre esperienze e essere vicino, e anche quando siamo felici, anche quando siamo tristi, essere sempre uno accanto di noi. Perciò lui quando ci sentiamo dice: fratello mio, fratello, come stai? Ci abbiamo sentiti 7 giorni prima di quando ci ha lasciato, ci abbiamo parlato, eravamo programmato che vengo a gennaio, che doveva venire anche Davide Chiarot, che è un nostro amico che sta in Siria. Però dai. Per ultimo, cosa si porterà a Belgrado di questa esperienza e soprattutto come terrà nel suo cuore Don Davide? Che non non si dimenticherà tutto quello che ha lasciato, tutto quello che ci ha portato e le opere che abbiamo fatto insieme, perché adesso anche materialmente sono concrete. Una di queste, cosa avete fatto? Abbiamo fatto un centro che come lui diceva, creiamo una piccola archetta, cioè un centro multifunzionario dove facciamo vari laboratori con le persone ultime, cioè con i disturbi mentali, con quelli che soffrono della sclerosi multiple, per gli anziani, come un centro diurno, ecco. Che ovviamente prenderà il suo nome a questo punto. Ho pensato proprio, mi hai rubato parola. Grazie. Questo era Don Davide Schiavon e adesso proprio mancano pochissimi minuti. L'ultima parola la vogliamo spendere con Alessandra Cecchin della diocesi, dell'ufficio stampa della diocesi. Quante persone si sono fatte sentire per esprimere la loro solidarietà? Tantissime, al vescovo soprattutto, ma poi a tutti quelli che Don Davide conosceva, con cui lavorava, a noi, in tutti i modi, attraverso i social, personalmente, con telefonate, veramente una valanga di vicinanza, e questa è una cosa molto bella, perché vuol dire che Don Davide era davvero di tutti, non era solo della diocesi, non era solo della Caritas. Don Davide era veramente un prete, un uomo che sapeva dialogare e lavorare con tutti. In pochi giorni, in poche settimane, Don Lino Cusinato, Don Davide Schiavon, adesso il Vescovo Emerito Magnani. È un momento difficile per voi? È un momento impegnativo, lo è per tutti, lo è per il Vescovo soprattutto, lo è per tutta la diocesi, perché sono figure importanti che hanno dato moltissimo, che hanno vissuto delle vite piene, quelli più anziani diciamo, che hanno dato veramente tanto alla diocesi, e strappate troppo presto, ma che hanno dato lo stesso tutto, come Don Davide. Ecco, che impronta lascerà Don Davide? Cioè adesso la Caritas è un momento difficile, nel senso importante, perché è il vostro braccio operativo verso proprio gli ultimi.
Le sue indicazioni sono chiare, i suoi collaboratori stanno seguendo la sua linea. Ma certo, in questi giorni i collaboratori, gli operatori hanno la vicinanza diretta del Vescovo e dei suoi vicari. Sono lì quotidianamente, li seguono, li sostengono, perché per loro è famiglia, Don Davide è famiglia, e poi si vedrà. Ma comunque Don Davide e la Caritas sono l'espressione della carità della diocesi, quindi si continuerà sicuramente in quel solco. Grazie Alessandra, mi pare di capire che sta per partire la celebrazione, quindi noi cediamo la linea all'interno della cattedrale, ci risentiremo al termine per i saluti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Un caro saluto a voi tutti venuti qui nella cattedrale di Treviso per dare l'ultimo saluto a Don Davide. Davvero un caro saluto a tutti, alla famiglia, alla cara mamma Gina, al fratello Dennis, con Michela, Giorgio, Andrea. Siamo vicini in questo momento. Un saluto ai parenti, un saluto ai confratelli vescovi qui presenti, Don Corrado, Don Giuliano, grazie di essere qui. Per la prima volta non do il saluto al Vescovo Magnani, che anche lui in questi giorni ci ha lasciato. Affidiamo anche lui all'abbraccio e si staranno incontrando e raccontando tante cose. Un saluto ai confratelli vescovi che hanno mandato il loro saluto a Padre Agostino, a Monsignor Bottari, al Vescovo Angelo Daniel,
ai vescovi del Triveneto che hanno mandato appunto dei messaggi, in particolare ricordo quello dell'arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redelli, che è anche il presidente di Caritas italiana. Un saluto ai responsabili di molte Caritas diocesane del Triveneto che sono venute qui per celebrare con noi questo momento. Ricordo ancora il vescovo Andrea Bruno che ha mandato anche lui un saluto, il vescovo Adriano e il vicario apostolico di Anatolia, Don Paolo Bizzetti, che partecipa con noi in questo momento. Ringrazio tutti e saluto tutti i confratelli nel sacerdozio, i diaconi, tanti amici di Don Davide. Saluto le autorità civili qui presenti, il sindaco di Treviso, il presidente della provincia, il prefetto, i sindaci venuti qui a portare il loro saluto, il consiglio, la giunta comunale di Treviso, il dottor Benazzi. Grazie davvero a tutti voi per essere qui insieme. Ringrazio il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha mandato le sue condoglianze e i saluti. Un saluto ai fedeli delle parrocchie dove è stato parroco, Don Davide di Torreselle, di Levada, di Piombino d'Ese, e in particolare ancora a quelli dell'ultimo servizio pastorale di San Pio X e di Santa Maria del Rovere, in particolare ai suoi giovani che l'hanno incontrato fino a poche ore prima della sua morte. Un saluto alla grande, unita e fedele famiglia della Caritas, sua seconda famiglia in questi anni, agli operatori e ai volontari tutti, a tutti voi fratelli e sorelle in Cristo, a quelli che sono venuti da molto lontano per onorare la memoria di Don Davide, e anche per gli amici delle altre religioni che hanno stretto legami forti di amicizia e di legame negli anni con Don Davide. Iniziamo insieme tutti questa celebrazione affidandoci con fiducia e speranza a Dio nostro Padre, che è amante della vita. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Signore misericordioso, che al tuo servo Don Davide, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi hai affidato i santi misteri, concedi a lui di esultare per sempre nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. Non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo, o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, ci sono dei momenti in cui più che in altri sentiamo che la fede nel Signore è sfidata e messa alla prova e allo stesso tempo ci risulta buona, concreta, necessaria. C'è il momento in cui, come per l'Apostolo Paolo, viene da chiedersi chi ci separerà dall'amore di Cristo. Domanda che però ora per noi significa anche: esiste davvero questo amore grande e forte che ci faccia vivere e sopportare la distanza e la lacerante separazione che stiamo sperimentando?
Il momento per queste domande è questo qui, è ora. Ed è come quel momento in cui abbiamo saputo della morte improvvisa di Don Davide, e allora come ora vorremmo chiedere all'amore di Cristo di manifestarsi con forza, di rimettere le cose a posto. Vorremmo chiedere di toglierci dalla situazione dolorosa in cui di colpo siamo stati precipitati, perché sentiamo prepotente la forza violenta che ci separa troppo presto da una persona amata, sì, amata, semplicemente amata da tanti, dai molti con cui in un modo o nell'altro egli era entrato in relazione. Sentiamo che le tribolazioni vissute di fronte a tante crisi o emergenze, l'angoscia provata quando i problemi sembravano giganteschi e le soluzioni fragili e lontane, la persecuzione subita da tanti che bussano alle porte del nostro mondo, la fame tanto di cibo quanto di ascolto, di tenerezza e di dignità, la nudità di chi ha perso tutto, come quella di chi gli sta accanto senza riuscire a dare soluzioni efficaci, il pericolo a cui non riesci a sottrarre la tua vita quando ti fai compagno di strada di quanti hanno dovuto fare della precarietà la caratteristica quotidiana e unica dell'esistenza, la spada che minaccia di recidere ogni residua speranza di inserimento nella società e di possibilità di accoglienza e di cura. Ecco, sentiamo che tutto questo, come già allora per San Paolo, non avrebbe potuto effettivamente separarci dall'amore di Dio. Lo sentiamo e lo sappiamo anche perché abbiamo conosciuto Don Davide e da lui abbiamo imparato che si può stare nelle contraddizioni della vita accanto e a servizio degli ultimi e dei poveri, mantenendo l'esigenza alta di una presenza senza compromessi, di un coinvolgimento senza ideologie ma profondamente evangelico, di una valutazione intelligente delle situazioni, di uno sguardo sul mondo, sulla storia, anche sul proprio servizio che fosse partecipe, radicalmente solidale, ma anche saggiamente capace di non prendersi troppo sul serio. Ma ora nel distacco così improvviso e crudo da Don Davide abbiamo bisogno di un aiuto di grazia ancora maggiore per fuggire dall'angoscia, per fuggire dalla tribolazione nella quale siamo caduti. Abbiamo bisogno di un supplemento di fede semplice e tenace per non far prevalere il freddo di quella spada che, lo so, trafigge il cuore della cara mamma Gina e come ogni madre non dovrebbe provare questo dolore. Abbiamo bisogno di una presenza amica e forte per non sentirci soli e per rifuggire quel pericolo grande ma letale di ripiegarci su noi stessi, di perdere coraggio sul cammino della vita e del dono. Abbiamo la necessità di una parola che ci faccia continuare in quel cammino intrapreso insieme a Don Davide, senza rischiare di dimenticarlo strada facendo. Ma no, questo lo sappiamo, non succederà mai. Nessuno che lo abbia conosciuto ed incontrato, infatti, potrà mai dimenticare il tratto della sua persona, la sua delicatezza e la sua forza allo stesso tempo, la sua capacità apparentemente lieve ma coraggiosa di spendersi senza risparmio e senza calcolo per sé. Troppo pareva a volte, ma era così, e cambiarlo sarebbe stato come cambiare il suo respiro o la qualità della sua fede.
lo sanno i suoi familiari, da cui egli ha preso questa fede, questo stile di vita. E ve lo confesso, se a volte il suo dialogo con me si faceva un po' più personale e privato, quanto risplendeva allora nel suo racconto il volto del suo caro papà. Lo sanno quelli che in vario modo hanno collaborato con lui nelle parrocchie dove ha svolto il suo servizio alla Caritas Tarvisina. Lo sanno i tanti che da lui hanno imparato a vivere il Vangelo. E proprio tanti fatti concreti di Vangelo, resi possibili nella nostra Chiesa di Treviso, portano il segno della sua persona, della sua lucida ed intelligente passione, del suo dono di vita. Il giudizio, per una volta, nel caso di Don Davide, mi sembra proprio assicurato. Guardando alla sua storia, infatti, risuona forte, chiara, limpida la voce del Figlio dell'uomo che dice a lui, insieme a tanti giusti: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero, mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato, mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Io credo, lo credo davvero, che così sia stato accolto Don Davide da Gesù, dall'altra parte del suo rapido passaggio di vita in vita, di vita in vita. Vorrei però che potessimo trovare adesso insieme, dalle parole stesse di Don Davide, guida e consolazione in questo passaggio così difficile per la vita della nostra Chiesa. Nel bilancio sociale della Caritas 2022, presentato quest'anno, Don Davide ci ha regalato una densa e profonda lettura dell'incontro dell'Apostolo Tommaso con il Signore risorto. E in questo momento in cui rischiamo di restare smarriti perché Don Davide ci ha lasciati così d'improvviso, alcune sue parole mi sono tornate subito alla memoria. Mi pare che queste ci possano dare una traccia per una lettura sapiente di quanto stiamo vivendo. E do voce alle parole di Don Davide, è una citazione un po' lunga ma ci aiuterà di sicuro. Così scriveva infatti: essere vivi domani non è un diritto, è un miracolo. Rivedere il sole e i volti cari al mattino non è né ovvio né dovuto, è un regalo. E che domani i miliardi di cellule del nostro corpo siano ancora tutte tra loro connesse, coordinate e solidali, è un improbabile prodigio. È importante allora che viviamo lo stupore per una vita che sempre ci precede e ci supera. Qui Don Davide parla di Tommaso, che era incredulo. Tommaso era convinto di avere in mano la situazione e invece ha fatto esperienza di avere compreso poco, se non nulla. Anche noi siamo invitati a fare un cammino di consapevolezza per cogliere che la nostra fragilità, la nostra debolezza non sono un ostacolo, ma sono il luogo privilegiato dove l'amore infinito di Dio desidera fare alleanza con noi, scrivere pagine nuove nel grande libro della salvezza. E così continua Don Davide: Tommaso ha fatto esperienza della sua fragilità a partire dalla debolezza del crocifisso. Lo ha fatto però lasciandosi prendere per mano dal risorto, che gli ha aperto un'altra prospettiva. Se l'incontro fosse stato solo fra crocifissi, l'orizzonte della vita sarebbe stato chiuso. Il risorto aiuta Tommaso e ciascuno di noi a cambiare sguardo, da una visione segnata dalla morte e dalla sofferenza ad una prospettiva illuminata dalla vita e dall'amore. La verità di una vita fragile ma amata traccia il sentiero di una libertà che non conosce e non conoscerà più confini. L'amore vero rende liberi.
Ancora Don Davide, Tommaso accetta il suo limite, accetta il limite della sua comunità e in questo processo di accoglienza incondizionata ritrova quella libertà profonda che gli permetterà di andare oltre, di osare oltre ogni speranza, di essere in ogni circostanza quel fragile vaso di creta che contiene il tesoro prezioso dell'amore misericordioso di Dio. Così anche per la nostra esperienza personale e di comunità. Amarci per quello che siamo e accogliere l'altro nella sua verità e uscire definitivamente dal terreno paludoso delle ambiguità e dei compromessi. Ciò ci rende profondamente liberi. Ed ecco queste parole, testamento di Don Davide: la libertà non è fare quello che si vuole, ma è vivere quello che si è. Siamo chiamati a scoprire la nostra verità. Siamo creature fragili e ferite, eppure dinanzi a Dio abbiamo la dignità di un prodigio. Il nostro volto, la nostra storia è unica e ognuno ha qualcosa di meraviglioso da lasciare in eredità agli altri. Ecco, Don Davide, per questo tuo sguardo, per il dono grande che sei stato per tutta la tua vita, Don Davide, grazie. Al Padre, fonte di vita e di vita eterna, affidiamo le preghiere nostre e dell'intera umanità. Preghiamo insieme: ascoltaci, Dio della vita. Signore, ti affidiamo Don Davide, donagli la tua vita risorta, insieme a tutti coloro che lui ha accolto e accompagnato e che ci hanno preceduti nella Pasqua. Ti preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. Signore, ti affidiamo i familiari, i parenti e gli amici di Don Davide. Dona loro consolazione in questo tempo di dolore, nella certezza della risurrezione che tutti ci attende. Ti preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. Signore, ti affidiamo tutte le vittime della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Dona a ciascuno una nuova possibilità di vita. Ti preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. Signore, ti affidiamo i diversi cammini di tutti i popoli. Possano aprirsi gli uni agli altri in spirito di collaborazione e incontrarsi nella pace. Ti preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. Signore, ti affidiamo noi, tua Chiesa di Treviso. Donaci di crescere nella corresponsabilità e nel servizio ai più fragili e agli ultimi. Ti preghiamo. Ascoltaci, Dio della vita. Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo. Sostienilo con il dono della fede e della speranza nel cammino verso la vita che non ha fine, per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Per la forza di questi sacramenti concedi, Dio Onnipotente, al tuo servo Don Davide, sacerdote, di contemplare per sempre nella sua pienezza il mistero che ha fedelmente servito sulla terra, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Don Davide, che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Liberale e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, continua a donarcelo con la libertà, con la fiducia, con la gratitudine dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, guarda alla fede della tua Chiesa intera e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo, Dio, la tua clemenza. Dona al tuo servo, Don Davide, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra, per Cristo nostro Signore. Il nostro fratello Don Davide, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre e lo accompagniamo con la nostra preghiera. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Don Davide, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in cielo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere, aprigli le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede e dell'amicizia, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. I sacerdoti presenti dopo la benedizione scenderanno dal presbiterio e accompagneranno in processione le spoglie di Don Davide fino all'uscita. Così Don Davide passerà in mezzo a loro e riceverà l'ultimo saluto dei suoi confratelli, il suo presbiterio.
Il Signore sia con voi. Dio, creatore e Padre, che nella risurrezione del suo Figlio ha dato ai credenti la speranza di risorgere e fonda su di voi la sua benedizione. Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, vi rinnovi nel suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa a chi attende l'avvento del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del risorto sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo donagli, Signore. Splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. La tua anima e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. È il momento dell'ultimo saluto. Chiedo alla regia se sono in onda. È il momento dell'ultimo saluto, come avete visto. Cristian, fai vedere il momento dell'ultimo addio della famiglia, il fratello, la mamma, i nipoti e tante mani che vogliono salutare Don Davide. Don Davide che, come avete sentito e soprattutto come state vedendo, una cattedrale piena in ogni luogo, in ogni posto. Abbiamo visto i volti, le persone di ogni estrazione, dal prefetto all'ultimo migrante. E questo è forse il segnale più bello per Don Davide Schiavone. Come ha detto il Vescovo, la frase che lui ci ha lasciato, una frase che veramente ci deve far pensare, è una frase che parla di libertà, è proprio una frase che dice semplicemente: la libertà non è fare ciò che si vuole, ma vivere ciò che si è. E lui è nella libertà, perché ha fatto ed è stato, soprattutto per gli altri. E forse per questo, sempre richiamando l'omelia del Vescovo, va ricordato che non c'è un incontro tra due croci, la croce della sofferenza dei genitori, della comunità e la croce della morte, ma invece l'incontro tra due sorrisi, il sorriso della risurrezione, il sorriso di Cristo che abbraccia Don Davide, che ha, come dice San Paolo, combattuto una buona battaglia e adesso si appresta a riposare nell'attesa della risurrezione eterna. Una buona battaglia che lui ha portato avanti come direttore della Caritas, una buona battaglia che in tanti adesso gli riconoscono, toccando la sua bara e abbracciando i suoi cari,
i suoi genitori, la mamma, guardando questi volti e questi abbracci, le lacrime delle persone che non riescono a trattenere un'emozione forte, proprio perché Don Davide, come direbbe qualcuno, ha seminato davvero bene e questo suo seminare viene riconosciuto oggi in tutti questi volti, nell'applauso di prima, nella vicinanza di tutti i sacerdoti, di questa comunità che lui ha servito, servendo soprattutto gli ultimi. Ed è questa l'eredità di Don Davide, forse per tutti noi, avere uno sguardo verso gli ultimi, avere uno sguardo verso chi ha meno, chi è meno e in realtà invece è molto, molto, molto di più. Queste forse sono le riflessioni che ci scaturiscono avendo ascoltato l'omelia del Vescovo, la riflessione proprio che ha richiamato le parole di Don Davide quando ha presentato l'ultimo bilancio del 2022 della Caritas. Un bilancio difficile, quando richiama il fatto che è un miracolo ogni mattina che tutto si rimette in moto, e forse questa consapevolezza a noi viene a mancare forse troppo spesso, la consapevolezza del passaggio, dell'essere solamente di passaggio, e quindi la consapevolezza che il nostro presente è soprattutto il servire, l'essere, il servire gli altri. Io credo che con queste immagini, con questo momento di riflessione, con queste parole, quelle del Vescovo, non serva molto altro per ricordare Don Davide Schiavon nel momento dell'addio. Adesso il suo corpo prenderà la via per San Donà di Piave, dove riposerà nella sezione dedicata ai sacerdoti originari e quindi a San Donà. Bene, a questo punto la nostra diretta si conclude qui. Vi ringrazio per l'attenzione e ricedo la linea, credo, allo studio a Daniela Sizia per il proseguio della giornata e per le notizie. A te, Daniela. Grazie davvero a Lucio Zanato, davvero un'omelia che deve far riflettere, un ricordo che rimarrà davvero indelebile, quello di Don Davide Schiavon. E noi chiudiamo questa finestra e ne apriamo un'altra, quella della cronaca, perché anche tanta cronaca oggi da registrare con, ad esempio a Venezia, il cadavere di un anziano che è stato ripescato questa mattina in una pozza di acqua stagnante al Lido di Venezia, nei pressi della Bocca di Porto. Sul posto sono intervenuti intorno alle 9 i vigili del fuoco del distaccamento locale su richiesta della sala operativa del 115 da parte della polizia locale. Ovviamente ulteriori notizie relative a questa notizia nel corso dei nostri telegiornali di Venezia questa sera a partire dalle 19. E continuiamo anche con la cronaca da Padova, perché c'è stato un incidente nella notte all'altezza del comune di Cadoneghe lungo la regionale 307, coinvolti un'auto e una moto, con in sella un uomo ed una donna che sono rimasti feriti. Incidente nella notte verso le 11 di ieri sera lungo la strada regionale 307 nel territorio del comune di Cadoneghe. 2 i mezzi coinvolti, un'auto e una moto, e 2 i feriti portati in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, una moto con a bordo un uomo e una donna si è scontrata con un'auto. Nell'impatto l'automobilista è rimasto miracolosamente illeso, mentre per i 2 motociclisti è stato necessario l'intervento dei sanitari del SUEM 118. Dopo aver stabilizzato i 2, il personale medico li ha trasportati in ospedale a Padova per tutti gli accertamenti del caso. La viabilità ha subito rallentamenti. La strada regionale è rimasta chiusa al traffico per un paio d'ore per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. I detriti della moto, andata completamente distrutta, hanno invaso il manto stradale. Tra le cause dell'impatto non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche
una manovra azzardata. Andiamo a Venezia, 6 cantieri sono stati sospesi ed oltre 200.000 euro di sanzioni sono state erogate nell'ambito dei controlli svolti dal nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Venezia, che ha svolto una serie di controlli nel settore dell'edilizia negli ultimi 2 mesi. Sono stati complessivamente 8 le verifiche su altrettanti cantieri, 6 dei quali risultati irregolari, 25 i lavoratori controllati, di cui 1 in nero. Ed ora invece andiamo a Vicenza, sempre con la cronaca. Sicurezza in centro storico. Negli ultimi mesi i commercianti segnalano la problematica crescente. La titolare della Pulisecco di Piazza delle Erbe racconta la sua esperienza. Balordi che entrano in negozio per rubare anche solo poche monete dalla cassa. Vieni dentro un negozio a rubare soldi dalla cassa, e io sto dietro a lavorare, ho sentito che è arrivato e quando sono arrivata alla cassa lui era già con soldi in mano. Non si ferma la criminalità in città, un centro storico, quello di Vicenza, assediato da furti e degrado. L'ultimo colpo dei malviventi in una Pulisecco di Piazza delle Erbe. E dopo non sono riuscita a prenderli questi soldi perché si è girato e è scappato via. Entrati e scappati via 2 volte in pochi giorni, la prima prelevando dalla cassa solo poche monete e nel secondo tentativo rubando invece oltre 60 euro. Intervenire sulla sicurezza in città, un coro, quello dei commercianti, sempre più preoccupati dal crescente numero di episodi di malvivenza e degrado che ormai attanagliano l'interno delle mura cittadine. Non ce la facciamo più perché non sono io, anche altri negozi dicono che è la stessa cosa, fanno anche dispetti davanti al negozio, sporcano e non va bene. Più vigilanza è questo che chiedono i commercianti per tutelare la loro sicurezza. Più vigilanza e sì, più attenzione perché siamo in centro storico, non è una zona degradata che dobbiamo stare qua a lavorare, non possiamo stare sempre in tensione. A Treviso la Guardia di Finanza ha scoperto fatture false per oltre 39 milioni di euro utilizzate per evadere 7 milioni di euro di IVA nel commercio delle bevande, indagando 10 persone tra le province di Treviso, Monza, Brianza, Roma e Salerno per le ipotesi di reato di associazione per delinquere, emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione. La Procura della Repubblica di Treviso ha notificato agli indagati l'avviso di garanzia delle indagini, della conclusione delle indagini preliminari in vista della richiesta di rinvio a giudizio. Ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio, andiamo immediatamente a San Zenone degli Ezzelini dove per noi c'è la nostra Vanessa Banzato, si parla della chiusura della strada per i lavori della rotatoria della Discordia. Vanessa, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, alle persone che ci stanno seguendo. Rotatoria della Discordia perché senz'altro ricorderete che per avviare i lavori di quest'opera, che tra l'altro rientra come opera compensativa per la realizzazione dell'SPV della superstrada pedemontana veneta, opere di compensazione per il territorio del comune di San Zenone attraversato appunto dall'SPV, il sindaco prima ha dovuto diffidare la regione, poi ha dovuto presentare ricorso al TAR e quindi il Consiglio di Stato. In entrambi i casi il Comune ha vinto, quindi la Regione ha dovuto avviare i lavori in questione. Noi ci siamo visti l'ultima volta con il sindaco Marin proprio in diretta per parlare dell'avvio del cantiere. Oggi cominciano concretamente i lavori, il sindaco Fabio Marin, cominciano concretamente i lavori, si comincia con la chiusura di via Marini. Sì, oggi iniziano proprio i lavori quelli importanti perché appunto abbiamo chiuso via Marini perché con il traffico che arriva da sud e che deve andare verso nord verrà deviato appunto già dal confine con Riese verso Fonte o comunque verso Mussolente. Lavoro importante perché la parte quella sud, sia per quanto riguarda sottoservizi che diciamo la mezzaluna, chiamiamola così, della prima parte appunto della rotonda che sarà realizzata in questo momento. Lavori che dureranno con la chiusura della strada per circa un mese, poi sarà possibile riaprirla e quindi si andrà a completare la parte verso nord, cioè l'altra mezzaluna del primo stralcio di questa rotatoria che ricordiamo dovrà essere a Fagiolo, ma in questo caso stiamo parlando proprio dell'intersezione
Marini e la provincia. Altro un incrocio che è sempre stato tra i più pericolosi di San Zenone. Sì, perché questa è una strada davvero trafficata e attraversare la strada da via Marini verso nord purtroppo ci sono stati parecchi incidenti, anche questo insomma che ci ha fatto ottenere anche i fondi che abbiamo per queste opere, anche parte di un accordo ben più ampio, appunto, che è quello opera compensativa per quanto riguarda la realizzazione della superstrada pedemontana veneta, per la quale, dopo aver vinto in altare anche in Consiglio di Stato, la Regione ha convocato la conferenza di servizi che abbiamo già chiuso con quelle che sono le linee. Abbiamo dei problemi di collegamento, lo avete sentito, speriamo di poterci ricollegare nuovamente con la nostra Vanessa Banzato. Noi intanto andiamo avanti e vi faccio vedere il sondaggio che vorremmo proporvi noi questa sera. Poi l'esito, sapete, del sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera Ring. Lo vedete, parliamo del premierato. Secondo la Meloni, fra l'altro, pochi giorni fa diceva sarà la madre delle riforme. Noi quindi vogliamo chiedervi, serve un referendum sull'elezione diretta del Premier? Se siete d'accordo, quindi rispondete sì, lo vedete in verde, 0422 1626 691. Se invece non siete d'accordo, lo vedete la striscia in rosso, il no, 0422 1626 690. L'esito, vi ricordo, di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata di questa sera Ring. Ed ora invece parliamo di sanità, una notizia che ha davvero preoccupato molte persone. Uno studente di 17 anni, fra l'altro non è il primo caso, lo sapete, del 17enne dell'Alberghiero di Valdobbiadene, è ricoverato in rianimazione per meningite. Già 161 le persone, tra compagni di scuola, insegnanti, parenti ed amici, sottoposti a profilassi per evitare il contagio, e continua da parte dell'ULSS 1 e dell'ULSS 2 il tracciamento dei contatti del giovane. Sono già 161 le persone sottoposte a profilassi dopo il caso di meningite da meningococco virale che ha portato al ricovero in rianimazione all'ospedale di Feltre di un ragazzo di 17 anni residente a Quero Bas, studente all'Istituto Professionale Alberghiero di Valdobbiadene. Le condizioni del giovane sono definite impegnative, con monitoraggio costante dai sanitari dell'ULSS 1 Dolomiti. Subito si sono attivati i dipartimenti di prevenzione dell'ULSS 1 e 2 che, sulla base degli elenchi forniti dalla scuola, stanno contattando tutte le persone, studenti ed insegnanti che hanno avuto dei contatti stretti con il 17enne nei 7 giorni precedenti l'inizio dei sintomi della malattia, dal 27 ottobre in poi. Lo stesso si sta facendo per i contatti extrascolastici del giovane. 105 quelli che hanno ricevuto la dose di antibiotico nel bellunese, 56 quelle somministrate dall'ULSS 2 che ha attivato un punto erogativo della profilassi nella scuola di Valdobbiadene. Si è già attivato il servizio di igiene pubblica della nostra ULSS, ovviamente in stretto raccordo con il servizio di igiene pubblica di Belluno, in modo tale da poter testare tutti i ragazzi. Abbiamo avuto la grande collaborazione della scuola che ci ha dato l'elenco degli alunni della scuola professionale di Valdobbiadene, e per cui oggi faranno la profilassi con ciprofloxacin 500 mg in un'unica dose, e questo crea protezione e non c'è nessuna preoccupazione di contagio, perché questa prevenzione la facciamo proprio per evitare che ci possa essere diffusione ovviamente del meningococco. Ed ora invece andiamo a Venezia, ed esattamente al Marco Polo, perché la vedo già sul nostro schermo la nostra Anna Maria Parisi. Si parla di scioperi per i presidi, per il rinnovo del contratto. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno Daniela, sì, è uno sciopero nazionale questo presente qui allo scalo aeroportuale Marco Polo, così come al Canova di Treviso. Uno sciopero nazionale che vede due filoni, la richiesta da una parte degli agenti del personale della sicurezza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, e poi dall'altra parte un altro sciopero, quello degli steward e delle
hostess di volo di EasyJet, che magari con le immagini di Sandro vediamo stanno ancora tenendo questo presidio qui agli arrivi per chiedere un adeguamento del loro contratto, che non è il contratto collettivo nazionale ma è un contratto aziendale. Adesso il filone dello sciopero nazionale vede in prima linea con questo collegamento, Daniela, proprio il personale della sicurezza con questo cartello, uno su tutti: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Mina Parisotto, rappresentante appunto del personale della sicurezza del Triveneto. Del Triveneto Sicurezza. Oggi scioperiamo dopo 15 anni di silenzio per la nostra rinnovo della contrattazione di secondo livello. Noi operiamo per garantire la sicurezza a bordo, controllando i passeggeri, controllando le loro valigie e soprattutto in un contesto mondiale di incertezza. Riteniamo giusto che la nostra professionalità possa essere retribuita e giustamente pagata. Ecco, una professionalità, Daniela, che vede uno stipendio medio, Mina Parisotto, che ammonta ad un full time intorno ai 1.300-1.400 euro. Esatto, 1.300-1.400 senza straordinari, senza null'altro, per un quarto livello, mentre gli stagionali arrivano ai 1.100 euro assunti a part time anziché a full time, che è cosa che sarebbe invece necessaria soprattutto per le mole di lavoro. E soprattutto considerato questo contesto di clima internazionale con esatto, la guerra in Medio Oriente molto precario. Molto precario, esatto, per cui la nostra attenzione è molto alta perché siamo qui per cercare di far sì che nulla possa succedere e appunto la nostra professionalità deve essere riconosciuta. Ecco, una professionalità per la quale è stato riconosciuto un adeguamento del contratto, diceva Mina, ma è pari a 28 centesimi all'ora e naturalmente di fronte a questo avete detto... Abbiamo detto basta, dobbiamo fermarci e far capire alle persone che noi dobbiamo essere retribuiti. Tutto cresce, il costo della vita è in aumento e noi diventiamo sempre più poveri. Grazie a Mina Parisotto e grazie a tutto il personale della sicurezza in rappresentanza che Quanti sono i lavoratori? 250 su Venezia? Su Venezia 250 e un'altra settantina su Treviso. Ecco, adesso noi ci spostiamo, Daniela, con le immagini di Sandro Ponco. Grazie, ci vediamo tra poco per seguire l'altro sciopero in contemporanea. Ma stanno togliendo già tutto, ecco, quello delle steward, degli steward e delle hostess di EasyJet. Ecco qua abbiamo trovato il venga Stefano. Uno sciopero che un presidio che è già terminato, questo degli steward delle hostess di EasyJet, ma è iniziato questa mattina alle 10. Con me il rappresentante della RSA CGIL Venezia, Stefano Cian. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Dunque, voi avete un contratto aziendale non collettivo e chiedete che cosa in sintesi? Noi in questo momento non stiamo chiedendo un rinnovo del contratto con questo sciopero perché stiamo già trattando il rinnovo contrattuale, è scaduto comunque da 2 anni. Con questo sciopero viceversa stiamo chiedendo un riconoscimento economico per un'estate ricca di disagi, di ritardi, di cancellazioni di voli, di turni al limite delle limitazioni di volo. E inoltre chiediamo che vengano risolti dei punti a livello della salute e sicurezza sul lavoro per le colleghe e i colleghi che sono a bordo e infine chiediamo che vengano riallacciate le relazioni industriali con l'azienda, insomma tra azienda e sindacati. Perché fino adesso non ci sono? Non è che non ci sono, però siccome la nostra azienda ha la casa madre in Gran Bretagna, l'azienda, la parte inglese, ha deciso unilateralmente di disconoscere il gruppo di lavoro sindacale transnazionale a livello europeo e quindi al momento stiamo trattando esclusivamente con il management locale, quindi a livello italiano.
Ecco, e quindi questo è lo sciopero che ha visto insomma grandi disagi sia all'aeroporto di Venezia Marco Polo, dove ci troviamo adesso con Sandro Ponchio, sia anche con le stesse rivendicazioni per il Canova di Treviso. Da Venezia è tutto, grazie a Stefano Cian della RSA CGIL Venezia di EasyJet, linea allo studio. Grazie davvero ad Anna Maria Parisi. Ovviamente torneremo a parlare di questo argomento nel corso dei nostri telegiornali. Ed ora, prima della pubblicità, un'operazione che è partita dalla Guardia di Finanza di Milano, ma che riguarda il Veneto, che ha coinvolto parte del Veneto. La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato oltre 10 milioni di euro per frode fiscale a carico di 11 società coinvolte nell'inchiesta che già nel febbraio del 2022 aveva portato a 15 arresti, ipotizzando presunte infiltrazioni dell''ndrangheta nei lavori della rete ferroviaria italiana, e fra le città coinvolte del Veneto c'è appunto Verona. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio con collegamenti e dirette. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite, eccolo qui che si è collegato con noi, Roberto Marcato, assessore regionale, buongiorno intanto. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Dunque parliamo di attività produttive, parliamo di piccole imprese, però con grandi sfide per il 2024. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro diciamo che il Veneto ancora una volta si conferma regione leader, perché i dati che abbiamo sulla crescita di PIL ci raccontano ancora un Veneto che è leader da questo punto di vista rispetto alle altre regioni e alla media del paese. È altrettanto vero però che ci sono comunque delle criticità dovute a rincaro delle materie prime. È vero che la parte energetica ha avuto un ridimensionamento, però è altrettanto vero che le tensioni sulle nostre imprese ci sono. Non dimentichiamo per esempio che noi anche negli ultimi periodi abbiamo perso attività artigiane in maniera robusta, quindi su questo fronte bisogna lavorare molto, perché gli artigiani sono l'ossatura della nostra economia. Dopodiché guardi, le do anche un'informazione di prima mano. Io ho appena terminato la conferenza Stato-Regioni sui saldi, perché ovviamente lo vedete anche voi, l'inverno tarda ad arrivare e le imprese, i commercianti ci chiedono di rinviare i saldi di un po'. E quindi ho posto questo tema oggi in conferenza Stato-Regioni, chiedendo appunto che ci sia da una parte il rispetto della volontà dei nostri commercianti nel rinviare a fine gennaio, alla prima settimana di febbraio, i saldi, e che questa decisione sia quanto più omogenea possibile per evitare distonie fra regioni e regioni, creando tensioni commerciali a confine che non farebbero bene a nessuno. Ecco, quindi potrebbe esserci questo slittamento dei saldi se insomma la decisione è unanime? Io credo di sì. Questa mattina ci siamo lasciati dicendo che il coordinatore delle regioni avrebbe chiesto alle associazioni di categoria di darci delle indicazioni chiare e precise, in modo tale da poter poi prendere una decisione quanto più serena possibile. Ecco, Assessore, poi io vorrei farle vedere invece un nostro contributo su una polemica che è scattata a Noventa Padovana dopo il discorso del sindaco Marcello Bano durante le celebrazioni per il 4 novembre. Le opposizioni invitano a studiare meglio la storia e a spiegare le sue parole agli alleati di maggioranza di Fratelli d'Italia. Volevo farglielo sentire, poi magari anche commentarlo insieme. Se riesce a metterlo, l'abbiamo linkato ora, vediamo se riusciamo a vederlo subito, se no magari lo facciamo dopo. Contributo 4 novembre.
Vediamo se lo facciamo. Se riusciamo a far vedere subito il contributo. Eccolo qui. Vediamolo. Sta creando polemiche e non poco in queste ore le parole del sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, nel suo discorso sul 4 novembre, alcune affermazioni che non sono piaciute ai consiglieri d'opposizione che si sono alzati e hanno lasciato la cerimonia. In particolare Alessandro Luigi Bisato, lei è in consiglio comunale dell'opposizione, cosa non vi è piaciuto del discorso di Bano durante le celebrazioni del 4 novembre? A dire il vero devo precisare che in realtà ad abbandonare la commemorazione non siamo stati noi consiglieri di minoranza, ma bensì una rappresentanza significativa, praticamente tutti, i componenti di un'associazione storica che si chiama Uniti nella Memoria, che rievoca anche da un punto di vista proprio delle giubbe che vestono gli eventi della Prima Guerra Mondiale. Tra l'altro loro hanno una trasversalità tale perché hanno sia la giubba degli austriaci che quella degli italiani. Cos'è che ha fatto saltare la mosca al naso? È che a un certo punto il sindaco ha fatto riferimento alla Prima Guerra Mondiale, naturalmente tutti siamo d'accordo che le guerre producono solo morti ed quindi quel passaggio era anche condivisibile, ma poi lui ha detto che non c'era nulla da festeggiare perché questi eventi di fine risorgimento, lui ha molto puntato su questo, vedevano i veneti vestiti con come dire, le giubbe degli austriaci, che da un punto di vista storico è una cosa quasi inascoltabile. Probabilmente lui ha scambiato i moti del 1866 che hanno portato all'unificazione d'Italia, che vedevano il Veneto con l'Austria, con invece la Prima Guerra Mondiale del 15-18. Allora, cos'è che noi chiediamo? Ma gli altri componenti di maggioranza, Fratelli d'Italia, il vice sindaco, i componenti di Forza Italia, cosa pensano di un sindaco che dovrebbe avere un atteggiamento istituzionale, rappresentare tutti gli italiani, tutti gli eletti della propria cittadina di Noventa Padovana e in particolare nel momento in cui si festeggia l'unità nazionale, perché è la festa delle forze armate e dell'unità nazionale. Un atteggiamento un po' più, come dire, rasserenante nel clima e nei modi sarebbe utile per governare tutta la cittadinanza e non solo per esasperare i toni di chi urla da ultras. Ringraziamo Alessandro Luigi Bisato e ovviamente continueremo a parlare di questa vicenda sentendo poi anche le dichiarazioni e la risposta del sindaco Bano. Dunque avete sentito, Assessore, ha sentito il 4 novembre non è una una vittoria da festeggiare, ha detto il sindaco. Ma intanto io credo che un sindaco abbia tutto il diritto, visto che rappresenta i cittadini e rappresenta tutti i cittadini, abbia il sacrosanto diritto di dire la propria idea. Quindi su questo non ci trovo nulla di strano. Dopodiché credo che una riflessione sul valore che possono avere commemorazioni riguardanti guerre in questo momento sia del tutto legittima. Io trovo assolutamente anacronistico e disumano ancora oggi pensare che la guerra possa essere un elemento di riduzione dei conflitti o addirittura di soluzione dei conflitti. Per cui porre le questioni non deve essere un elemento da condannare. Si pongono questioni perché è giusto che il mondo che oggi è dilaniato da conflitti, ce ne sono 60, mentre io e lei stiamo parlando, nel mondo ci sono 60 conflitti bellici che insomma credo che nessuno mai l'avrebbe immaginato, no? Dopo la seconda guerra mondiale, che ancora potessero esistere queste situazioni, con le due guerre, quella russo-ucraina e quella che si sta consumando nel Medio Oriente, che sono davvero drammatiche. Dovrebbe essere il tempo della diplomazia questo, ma evidentemente così non è. Cioè noi continuiamo
ad avere questa estrema soluzione che è la guerra, come se questa fosse appunto una soluzione. Non può esserlo nel 2023, in questi anni non può esserlo, per cui che si pongano anche elementi di riflessione. Io lo trovo assolutamente legittimo, dopodiché ognuno di noi è libero di avere la propria considerazione, le proprie sensibilità, e ci mancherebbe, però porre degli interrogativi credo che sia assolutamente corretto. Ecco, Assessore, ma secondo lei andrebbe ripensata questo festeggiamento, questa festa? Ma credo che sia opportuno fare delle riflessioni, cioè, ripeto, mentre stanno morendo bambini sotto le bombe, sì, si festeggiano le forze armate, c'è un valore storico che sicuramente nessuno toglie, c'è un valore umano che sicuramente nessuno toglie, ma nella generalità delle considerazioni bisogna porci delle domande, cioè se anche noi non iniziamo a raccontare e a pensare che ci devono essere altre vie oltre a quella delle forze cosiddette armate, no? Delle armi, non andremo da nessuna parte. L'unica via possibile è la pace, e che si deve raggiungere attraverso la diplomazia e attraverso la consapevolezza che il mondo è radicalmente cambiato, che le contrapposizioni sono radicalmente cambiate e che serve una nuova organizzazione mondiale. Altrimenti, se noi continuiamo a percepire tutto ciò che è diverso da noi come un nemico da abbattere, non andremo da nessuna parte. Cioè serve una costruzione culturale che ci porti ad immaginare diverse vie di convivenza, anche fra sistemi che sembrano antitetici. Cioè, credo che gli ultimi 20 anni ci abbiano insegnato, per esempio, che la democrazia non si esporta con le bombe, non funziona. Credo che questi anni ci abbiano insegnato che dire bugie per invadere un paese, come è successo con la pistola fumante di Bush, sia profondamente sbagliato, cioè che queste cose in realtà acuiscono le contrapposizioni. E allora bisogna trovare vie diplomatiche, mettendo ovviamente con la consapevolezza certa che il terrorista è un terrorista e non ha declinazioni buone, è solo un terrorista, d'accordo? E che ognuno ha il dovere e il diritto di tutelare i propri cittadini dal terrorismo, ma bisogna dare più spazio alla diplomazia, la diplomazia non può essere solo l'ultimo elemento di intervento di fronte ai conflitti, ma è una costruzione che parte da lontano, deve essere una costruzione che è quotidiana per evitare di arrivare ai conflitti. Purtroppo abbiamo questo atteggiamento per cui si spera in qualche modo che i conflitti, le criticità si risolvano da sole. Non è così, e quindi è giusto porci delle domande, poi giuste, sbagliate, ma porre la questione credo sia fondamentale. Ecco, Assessore, io vorrei toccare con lei altri due argomenti che insomma stanno facendo discutere, e una noi lo abbiamo proposto nel nostro sondaggio che vi faccio rivedere e che poi l'esito, ve lo ricordo, andrà in onda questa sera nel corso della nostra trasmissione Ring, e lo vedete, serve un referendum per decidere l'elezione diretta del Premier. C'è stato il via libera del Consiglio dei Ministri, il premierato, secondo la Meloni, dice sarà la madre delle riforme. Assessore. Ma guardi, io so che noi abbiamo votato dei parlamentari che poi hanno indicato un Premier e un Consiglio dei Ministri con tutti i sottosegretari e i viceministri. Allora, la democrazia è straordinaria perché è l'espressione della volontà popolare, però è altrettanto vero che le democrazie si esplicitano attraverso le loro istituzioni. Abbiamo un Parlamento ed è il Parlamento che deve fare il lavoro di risposta alle esigenze di un paese. Per cui abbiamo un Parlamento anche sull'autonomia. Abbiamo un Parlamento e il Parlamento deve sbrigarsi
a fare questa autonomia, a dare l'autonomia alle regioni che la richiedono, così come il premierato, perché altrimenti se noi dobbiamo ogni volta chiedere al popolo se sia giusto o meno una decisione, cioè, ha delegato dei parlamentari e loro devono fare questo lavoro. Entrano poi elementi di emotività, di appartenenza territoriale, quindi il Parlamento ha questo ruolo, lo faccia fino in fondo. Ultimo argomento che sta facendo invece discutere anche all'interno della maggioranza, che è il fine vita. Lo abbiamo visto insomma con un botta e risposta anche all'interno della maggioranza. Lei che cosa pensa di questo, Assessore? Ma intanto che bisogna arrivare in punta di piedi, perché qui si toccano sensibilità diverse, profonde, morali, etiche, religiose, di storia personale, di esperienze di vita personali, quindi bisogna arrivare in punta di piedi. La prima cosa da non fare è quella di costruire una situazione da stadio, cioè questa è la prima cosa da non fare assolutamente di fronte a temi come questi. Non ci può essere violenza verbale fra chi è favorevole e chi non lo è. Dopodiché in realtà anche la decisione che il Consiglio regionale è chiamato a prendere riguarda solo le tempistiche di fatto su una norma che già esiste, quindi non è che andiamo a dire se siamo d'accordo o meno sul fine vita. Si tratta solo di decidere le tempistiche. Il fine vita esiste già in Italia e non esiste, ahimè, perché una classe dirigente politica ha preso una decisione, ma esiste perché un giudice ha deciso questo. E anche questo la dice lunga sulla capacità che hanno le classi dirigenti di dare risposte alle esigenze di un popolo. Per cui la cosa da non fare mai è questa: bisogna essere molto rispettosi delle esigenze di tutti. Non possiamo farne una questione da tifo da stadio. Dopodiché un paese maturo, attento ai diritti, deve dare la possibilità di scegliere. Questo deve fare un paese, secondo me, all'altezza delle aspettative dei cittadini che rappresenta. Ci si aspettava però questa spaccatura, diciamo, all'interno della maggioranza su questo argomento? Ma assolutamente sì, perché ripeto, riguardando la sensibilità profonda di ognuno di noi, è del tutto evidente che io e lei non possiamo essere d'accordo. Cioè, è molto più facile essere d'accordo sulla costruzione di un viadotto piuttosto che di un'altra infrastruttura, perché lì poi ci aiuta anche la scienza, no? ci aiuta la tecnologia, la tecnica, ci possiamo comunque, come dire, affidare agli studi. Queste sono decisioni che riguardano la nostra essenza più profonda. E allora chi magari ha vissuto, sta vivendo il dramma di una persona che è al termine della sua vita e la sta vivendo fra dolori atroci e con un disagio enorme per lui o per lei e per i propri cari, rispetto a chi invece è in piena salute e non ha problemi, anche qui si toccano corde emotive davvero straordinarie. Sì, me l'aspettavo, assolutamente sì, e questo secondo me è un segnale di maturità. D'altronde, guardi, la sinistra, che dovrebbe essere l'alfiere, no, di questi valori, di queste dinamiche, è più spaccata della maggioranza. Quindi questo ci racconta quanto sia difficile coniugare sensibilità personali con decisioni amministrative e politiche. Assessore, la ringrazio davvero. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio per l'ultima parte di questa nostra diretta. Vi presento subito l'ospite che si è collegato, Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
Partiamo dal maltempo, insomma, finita l'emergenza, com'è la situazione nella sua zona? Ma la situazione è abbastanza buona perché c'è chi in questi giorni si è impegnato e ha lavorato, e quindi ringrazio molto la Protezione Civile, ma non solo, anche alcune ditte che sono uscite il sabato e la domenica e hanno lavorato per ripristinare i danni del maltempo in brevissimo tempo, e quindi il più veloce possibile, anche per evitare situazioni di disagio di viabilità e tutto quello che poi ne deriva. Quindi sì, qui abbiamo notato qualche frana, qualche smottamento, qualche muro che è ceduto, poi facendo perdere tutta una serie di terreno sulle strade, sulla viabilità. Al di là di questo, comunque le cose si sono risolte. Ecco, il Piave non è uscito come era successo tempo fa negli argini in zona San Vito, eccetera, premesso che io questa settimana sono dovuto stare dentro casa perché oltre a essere stato positivo, oggi per fortuna tampone negativo, ero influenzato, quindi ho avuto poca possibilità di uscire e vedere con i miei occhi, ma insomma ho sempre seguito con il mio sindaco, con la giunta, tutte le varie situazioni, poi anche tramite giornali, articoli, insomma, quindi mi sono un po' reso conto in maniera un po' isolata, ecco, però insomma ho potuto vedere le varie situazioni, e quindi anche il pronto intervento di tutti questi soggetti è stato veramente utile, e quello che i danni che erano stati fatti quanto prima sono stati rientrati e ripristinati, insomma. Invece parliamo anche delle colline del Prosecco, insomma, che interessano davvero tutti. È tornata finalmente la pace. Sì, ho visto anch'io diciamo, l'accordo che è stata fatta tra quelli che venivano chiamati ribelli, che secondo me non erano assolutamente ribelli, perché ribelle è qualcosa appunto che contro qualcosa, ma loro non erano contro qualcosa, loro avevano una linea precisa per la valorizzazione della denominazione del territorio, che io in realtà ho condiviso, perché insomma anche quando è stata ora di prendere una posizione sui giornali non ho visto grandi figure a prendere una posizione a loro, in loro difesa e comunque a sostegno, perché credo che il loro ragionamento, i loro concetti siano giusti e corretti. Quello che loro chiedono è che questo territorio, che sono le colline di Conegliano e Valdobbiadene, e quindi la denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG, con il loro sfumante che è il Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore di OCG, vengano riconosciute per quel che sono. Quindi non si vuole creare e generare una confusione. Questo non vuol dire assolutamente che quello che si fa qui è buono e quello che si fa in altre parti non è buono, questo assolutamente no. Rivendichiamo sicuramente la piramide qualitativa di quello che è il mondo Prosecco, dove in cima, dal mio punto di vista, ma non solo mio, anche delle persone di questo territorio, ribadiscono l'area storica che è essere quella dei 15 comuni della denominazione della diocesi Conegliano Valdobbiadene, ma poi che c'è sicuramente l'asolo di OCG e tutto il Prosecco, tutto vino spumante buono, assolutamente, non c'è vino che non sia buono di questo, non è che io di Valdobbiadene dico ecco più buono il nostro che quello di Treviso, assolutamente no, tutti quanti sono buoni e sono vini di qualità e riconosciuti nel mondo, perché l'economia e l'export di questo prodotto è veramente positiva, nonostante le difficoltà di questi ultimi periodi, ma è normale anche il costo delle materie prime che hanno fatto innalzare i prezzi. Ma al di là di questo, insomma, quello che volevano riconoscere è l'identità e la territorialità, e sempre di più l'esigenza richiesta, quella di collegare il prodotto di collina, che ovviamente ha altri costi di produzione rispetto al prodotto in pianura, perché sappiamo bene che le ore per ettaro e il costo delle ore per ettaro è maggiore rispetto a altre zone, ci mancherebbe, e quindi che questo venga riconosciuto anche per tutta una serie di situazioni, perché se effettivamente questo fenomeno, oggi riconosciuto in tutto il mondo, che ha milioni e milioni di bottiglie, è partito da un'area specifica che è quella di Conegliano Valdobbiadene, oggi riconosciuta anche colline patrimonio dell'umanità UNESCO, ma sono le colline di Conegliano e Valdobbiadene. Ecco, però una spaccatura insomma che non si vedeva davvero da anni.
ma ci sono state un susseguirsi di situazioni che hanno portato alla presa di posizione forte di questi produttori. Ma onestamente, se uno parla con loro e parla con il territorio collinare del Conegliano e Valdobbiadene, queste posizioni non è che sono state straordinarie o strane o ambigue, sono posizioni che ci sono sempre state, soprattutto dal 2009, dove è stato allargato il prosecco perché la richiesta c'era, e quindi questo comunque è stata una cosa positiva, perché abbiamo permesso poi di garantire e di registrare il nome all'interno di queste 9 province la produzione, a parte per qualche azienda spumantistica che ha la deroga perché già lo faceva prima dell'entrata in vigore appunto della DCG e di questo passaggio del 2009 della DOC. Però al di là di questo credo che sia pienamente corretto quello che è stato fatto. Quindi per chi è del nostro territorio parlare di queste situazioni è un disco rotto, cioè è un qualcosa che si sente sempre, spesso, e che tutti quanti la pensano in maniera molto allineata e uguale. Quindi alla fine uno magari può contestare semmai il modo, ma al di là di questo, che comunque dopo una serie di situazioni capisco anch'io, insomma, la voglia di dire ma ragazzi, ma cosa stiamo dicendo, com'è la situazione qua, non ci piace questa situazione, e hanno preso una posizione che comunque oggi sono riusciti a farsi capire e a far capire anche a chi riveste ruoli sia in certe posizioni importanti e fondamentali sia per la denominazione quale il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene di OCG, sia quella dell'Associazione per il patrimonio delle colline UNESCO, quella, e anche in tutte le altre situazioni, di quanto per noi è importante che oggi questo sia un territorio delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, e che il prodotto sia comunque un prodotto delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Non bisogna sempre lavorare sul prodotto solamente, ma su tutto un territorio che ha una geolocalizzazione specifica e precisa, che è quella che ho appena detto, insomma. Quindi è stato un po' un tirar fuori e un farsi sentire in maniera importante, ma su qualcosa che già chi è di Valdobbiadene, chi è di Pieve di Soligo, chi è di Conegliano, chi è di Farra di Soligo, che lavora con la GUP, piuttosto che lavora nelle rive del Cartizze, piuttosto che lavora nelle rive del Bacio, in altri punti nostri, sa, conosce e rivendica con orgoglio. Ma questo non vuol dire sminuire l'altra parte, assolutamente no. Questo vuol dire essere forti e chiedere rispetto per questo territorio che con la flavescenza dorata, con tutta una serie di situazioni, comunque è in un periodo di difficoltà, perché il lavoro in collina è sempre più difficile trovare persone che fanno certi lavori, non solo in collina, anche nella ristorazione e anche in tante altre cose. Però ecco, questa è una delle categorie dove è difficile oggi trovare persone che lavorano. Il costo è decisamente alto rispetto al guadagno che si ha, confrontando poi il guadagno rispetto alla pianura. Quindi uno dice, ma io devo far fatica, rompermi la schiena, lavorare in collina, non trovo nessuno per guadagnare, non dico quanto la pianura, ma poco di distante. E allora ci sono certe situazioni che vogliono essere prese in considerazione. Ma comunque quello che è importante dire è che noi oggi siamo orgogliosi del nostro prodotto e vogliamo promuovere non solo quello, ma tutto il territorio, dalle attività commerciali alle attività ricettive, a quelle turistiche, a quelle enogastronomiche, alle piccole produzioni locali, a tutti i lavori che ci sono qua, però consapevolmente che noi siamo di Conegliano Valdobbiadene. Ecco, a livello turistico, questo accordo ha un risvolto. In che senso a livello turistico? A livello turistico, o è un accordo che va al di là proprio del turismo? Cioè... Ma allora, questo è un accordo che più che sul turismo deve andare a livello di comunità territoriale, nel senso che quello dove bisogna lavorare sempre di più, anche grazie a questo patrimonio dell'umanità e quindi a questo riconoscimento, sono sulle persone
sulle associazioni, su tutta la comunità e tutto quell'aspetto umano, no? Perché poi patrimonio dell'umanità, ma soprattutto patrimonio di umanità delle persone che fanno accoglienza, che lavorano le colline, che si spaccano la schiena, quindi bisogna conoscere tutta questa umanità. Quindi l'importante è oggi lavorare su tutta la popolazione, su tutta questa comunità, perché poi un domani, una volta che comunque si continua in questa direzione e appunto si definisce la linea precisa, tutti quanti noi nel nostro compito, che sia chi fa il caffè la mattina, chi vende giornali, chi taglia i capelli, chi vende abiti, chi serve Conegliano Valdoviale in DOCG, chi fa turismo, accoglie ospiti, ha una chiara visione in testa di come chiamare le cose del nostro territorio. Quindi sicuramente sì, anche una valenza turistica, ok, però deve andare oltre, non è solo un discorso agricolo e astronomico, non è solo un discorso turistico, è un discorso di orgoglio di tutta quella comunità umana che fa parte delle nostre colline. Una vittoria importante questa per il territorio, ecco. Ma secondo me sì, diciamo vittoria non è che c'è uno sconfitto e c'è uno che ha vinto, semplicemente si è voluto ribadire dei concetti, si è voluto cercare un dialogo con le figure preposte a riguardo e si è trovato comunque un bel punto di sintesi da dove poi bisogna far partire tutta una serie di ragionamenti, di lavori che devono continuare. Questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Certo. Assessore, io poi ripropongo ancora una volta, consigliere mi scusi, ripropongo ancora una volta il referendum, perché così le faccio anche la domanda che noi proponiamo ai nostri telespettatori da questa mattina, che è questo: serve un referendum sull'elezione diretta del Premier? Qui insomma l'abbiamo visto, si è scatenata la polemica da parte delle opposizioni, e mentre la Meloni ha detto il premierato sarà la madre delle riforme. Che cosa pensa lei di questo? Allora, premesso che adesso mi sfugge la posizione sul referendum, però al di là di questo l'idea mia è chiara. Non serve un referendum perché abbiamo votato lo scorso anno un Parlamento e quindi con il voto abbiamo anche espresso una delega alle decisioni, quindi ho votato una classe dirigente che va a Roma e siede al Senato o alla Camera dei Deputati per legiferare delle leggi, e quindi io quando voto questa classe dirigente sono tranquillo che porteranno avanti tutte le varie argomentazioni, valori e progettualità che avevano messo nel programma elettorale. Sicuramente il premierato e quindi l'elezione diretta del Presidente del Consiglio insieme all'autonomia, perché poi non dimentichiamoci anche di questo, deve andare avanti. Io sono pienamente favorevole e d'accordo che gli italiani possano votare e quando si vanno alle urne esprimano anche il voto per il futuro Presidente del Consiglio, perché il centrodestra è vero che negli ultimi anni, ma già con Berlusconi si diceva il partito più forte esprime il Premier, quindi Berlusconi prima, Giorgia Meloni ora, e quindi è successo questo. Però effettivamente quando si parlava appunto di Premier non eletto dal popolo, c'era anche un po' un errore nel dire questo, nel senso che siamo una democrazia parlamentare e quindi poi è il Parlamento che decide il Premier che va su. Però onestamente a me che piace la politica e che credo che la politica debba avere le proprie responsabilità, io quando vado a votare vorrei scegliere la persona che devo votare. In questo caso le ultime volte l'ultimo voto alle politiche ho votato ovviamente Fratelli d'Italia, ha fatto un bel risultato, Giorgia Meloni è diventata Premier e quindi io sono contento, ma avrei preferito ancora di più se quel giorno lì che ero andato a votare nella scheda elettorale ci fosse proprio ben chiaro il nome del Premier. Questo per carità potrebbe creare un po' dei casini sugli accordi preelettorali, perché poi
vai a capire te chi effettivamente tra la coalizione riesce a avere più voti a livello di partito, e quindi è facile fare gli accordi con i voti alla mano ed è magari più difficile farli prima, ma credo che sia un diritto da parte dell'elettore di sapere chi va a votare. È come l'elezione col sindaco. Io a Aldo Biadene ho votato Luciano Fregonese perché Luciano Fregonese è un sindaco bravo, che ha portato a casa i risultati, che ha portato a casa contributi, che ha sistemato tutte le scuole, che ha fatto un sacco di cose, e quindi ho votato Luciano Fregonese in maniera convinta e orgogliosa. Non è che hanno scelto dopo Luciano Fregonese perché aveva tutta una serie di numeri sulla maggioranza, e credo che questo sia corretto. Io la ringrazio davvero, grazie davvero, insomma, per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Grazie, buon lavoro, grazie. Grazie. Noi andiamo avanti perché dovrebbe collegarsi fra poco il nostro Lucio Zanato. Vi ricordo, abbiamo aperto questa nostra edizione con i funerali di Don Davide Schiavon e la chiudiamo proprio con il nostro Lucio Zanato su l'omelia anche di oggi, sul ricordo, la figura di Don Davide Schiavon. Non è ancora però collegato, quindi io andrei avanti, quindi intanto con la cronaca, perché ci sono stati diversi controlli antidroga nel Padovano, 4 stranieri sono stati identificati nel fine settimana tra Padova e Villafranca Padovana. Sono 3 tunisini, un egiziano e anche un italiano finiti nella rete dei controlli antidroga della squadra mobile di Padova nel fine settimana. Un 24enne tunisino è stato trovato in via Adriatica a Padova mentre stava cercando di nascondere 8 dosi di cocaina. Lo straniero, che aveva precedenti per spaccio, aveva in tasca anche 450 euro. È stato arrestato e verrà espulso. Un altro 24enne egiziano è stato invece bloccato dagli agenti in via Viotti. Dopo aver tentato la fuga è stato fermato e trovato con mezzo panetto di hashish. I controlli antidroga della squadra mobile si sono estesi anche in provincia Villafranca Padovana, in via Madonna, dove è stato sorpreso un 31enne tunisino residente a Tombelle di Saonara che guidava senza patente. In auto con lui un 37enne di Piazzola con precedenti per spaccio e un connazionale che alla vista degli agenti ha cercato di disfarsi di 3 dosi di cocaina. A casa del 37enne sono stati trovati dei quantitativi di hashish e delle munizioni per armi da sparo. Da Padova a Vicenza, controlli straordinari interforze. A Vicenza nel fine settimana 3 pregiudicati stranieri sono stati allontanati dal territorio nazionale. Concluse in mattinata le operazioni di controllo straordinario nel territorio comunale di Vicenza di prevenzione contro la microcriminalità e lo spaccio di droga. 3 ordini di allontanamento dall'Italia, 5 fogli di via dal comune e 3 avvisi orali e quanto ha disposto il questore al termine delle verifiche nel weekend. Complessivamente le forze dell'ordine hanno controllato 51 autoveicoli, 111 persone di cui 42 stranieri e 24 pregiudicati. Un 31enne vicentino con un ordine di carcerazione a proprio carico a seguito di una condanna definitiva per minacce aggravate è stato condotto in carcere per espiare la pena di 2 mesi e 15 giorni di reclusione. Oltre alle zone calde già segnalate dai cittadini a ridosso della stazione ferroviaria, particolare attenzione è stata dedicata dagli agenti nelle aree di alcuni centri commerciali in Corso San Felice e Fortunato, via Roma, viale San Lazzaro e il Mercato Nuovo. Ora non so se si è collegato con noi il nostro Lucio Zanato, vediamo se no, non è ancora collegato, quindi noi andiamo avanti con la cronaca e parliamo di un tentato suicidio. Per fortuna, perché grazie all'intervento di 2 agenti della polizia locale una ragazza è stata salvata. È successo a Padova. Vediamo se riusciamo a vedere dunque questo servizio. Anzi no, vedo già Lucio Zanato che si è in realtà collegato, quindi chiudiamo questa nostra diretta con la notizia che abbiamo dato in apertura, ovvero oggi l'addio a Don Davide Schiavon. Lucio, a te la linea. Grazie Daniela, riprendo la linea per chiudere questa lunga diretta che abbiamo cominciato questa mattina alle 10:45, ricordando proprio l'ultimo saluto a Don Davide che adesso riposa nel Camposanto, nel cimitero di San Donato di Piave, nell'area dedicata ai sacerdoti originali. Don Davide Schiavon, l'abbiamo sentito nell'omelia che abbiamo trasmesso in diretta di Monsignor Michele Tommasi, un sacerdote che ha dedicato la propria vita per gli altri,
e soprattutto per gli ultimi, visto che dal 2008 era direttore della Caritas a Tarvisina. E proprio dal suo lavoro, in particolare dal suo resoconto l'anno scorso, del 2022, della Caritas, proprio Monsignor Tommasi ha tratto di ispirazione per alcuni brani della sua omelia. La prima era quella dedicata alle croci, che non deve essere una giornata dove si incontrano due croci, la croce del dolore dei familiari e della diocesi con quella del dolore per lasciare questa terra di Don Davide, ma invece deve essere l'incontro di due sorrisi, quelli di Don Davide che abbraccia il sorriso di Dio. E quindi questa è stata la prima riflessione di Monsignor Tommasi, puntata proprio alla resurrezione, puntata alla positività. E poi l'altra riflessione che devo dire mi ha colpito particolarmente, sempre di Don Davide, è che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma vivere ciò che si è. E devo dire che è una frase che fa pensare tutti noi, cristiani, cattolici, musulmani, tra l'altro ce n'erano molti, e soprattutto anche tanti laici. Io direi che con questo potrei restituirti la linea, Daniela, se non hai domande. Sono mica collegata, sai, quindi non so niente di cosa succede. Qui da questa lunga diretta che è partita alle 10:45, quindi vi lascio previsione del tempo. L'appuntamento per la prima edizione ovviamente per domani. Grazie e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che la pressione atmosferica è in aumento, sarà dunque una giornata in prevalenza stabile. Vediamo il dettaglio di lunedì 6 novembre. Sul Veneto finalmente la grafica ci mostra un contesto soleggiato, il cielo sarà poco nuvoloso, salvo addensamenti dal pomeriggio in montagna dove sarà possibile anche qualche occasionale piovasco. Le temperature saranno stazionarie, minime sui 2-7 gradi, massime intorno ai 13-17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ampi spazi di sereno con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Soltanto dalla sera saranno possibili dei rovesci sul Carso e a Trieste. Temperature minime sui 7-10 gradi, massime intorno ai 16-19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà piuttosto soleggiato, salvo la presenza di nebbie al mattino. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.